formazione a livello lavorativo, secondo me, pian piano ti focalizzi su qual è la tua strada effettiva, che poi vuoi svolgere nel mondo del lavoro. E la tua strada la sei scelta tu perché è quello che piace a te? Secondo me è stato tutto un susseguirsi di cose. Se non è che esci da scuola e sai perfettamente ok, voglio fare questo. Diciamo che a livello lavorativo mi sono sempre sentita molto spigliata, per quanto magari hai comunque le tue paure, le tue insicurezze. Io inizialmente che avevo un carattere molto chiuso, molto timido, a livello lavorativo cercavo sempre di buttar fuori e ho avuto anche comunque dei titolari che mi hanno messo in gioco. E vedevo che, poi me ne sono accorta poi negli anni successivi, vedendo che io avanzavo con il livello lavorativo e iniziavano a entrare persone magari stagisti, apprendisti, che quindi erano di un livello un po' più basso ancora, perché ovviamente devono fare la loro esperienza, vedevo quanto in realtà io al loro posto ero già più avanti, perché magari rubavo con gli occhi, mi interessavo, con la scusa che pulivo qualcosa, giravo attorno e guardavo come facevano le cose, e quindi anche i titolari mi hanno sempre lasciato. C'è il mio primo posto di lavoro, che è quello dove ho fatto lo stage, e poi sono diventata apprendista, che quindi sono proprio le basi. Io già là tagliavo capelli. E il taglio a livello tecnico in un negozio è l'ultima cosa che ti fanno fare. Quindi da là inizi a pensare, ah, ok, già me lo fanno fare, e magari rispetto all'applicazione di un colore o fare una piega, là andavo più in difficoltà. Che magari tendenzialmente dovrebbe essere una cosa un po' più facile, tipo La base. Tu entri in un negozio, cosa fai? Sciampi, pulisci e applichi il colore, che è la base, capito? Quindi vedevo che già dico, ok, mi fanno far tagli, che comunque, cioè, se a te sbagliano un taglio, se tu vai in un negozio che ti tagli i capelli il titolare, poi arriva una ragazza di 16-17 anni, ti tagli i capelli e ti sbaglia il taglio, cioè sicuramente o non torni o comunque c'è qualcosa che proprio non va bene, cioè non penso che lo accetti. Quindi vedo che alla fine i clienti domandavano di me, le cose me le facevano fare, quindi pian piano ho iniziato a farmi una mia idea delle mie capacità o di cosa io volessi fare effettivamente. ti è mai capitato di sbagliare un taglio di... Assolutamente sì, per fortuna non gravi, quindi niente da dire, tipo una persona voleva una cosa e io ne ho fatta tutta un'altra, o disastri di buchi che, però magari sai, ogni persona è fatta a modo suo, e se calcoliamo magari di lavorare sempre in maniera solamente tecnica, secondo me non vai avanti troppo, perché comunque devi avere un'apertura mentale e una capacità di capire che il lavoro, almeno secondo me, deve essere sartoriale, cioè sì quel taglio, sì quelle tecniche, però quella persona. Quindi magari ci sono state delle volte dove per la prima volta facevo un taglio dove non conoscevo il cliente, l'avevo sempre visto fare, un taglio magari un po' più particolare, e mi sono ritrovata in difficoltà. E mi viene in mente una scena dove ho preso tanta di quella carne, quel giorno è stata la pausa pranzo più brutta della mia vita, però là avevo una titolare che non è che ti spalleggiava e magari ti preparava, ti lasciava in braghe di tela, cioè tu devi farlo, poi se sbagliavi ti incarnava. Quanto conta il rapporto umano nel tuo lavoro? Allora, secondo me, cioè, è la base, o comunque incide tantissimo, almeno per quello che sono io. A me fare un taglio perché lo devo fare. Allora, metti caso, è un cliente di passaggio, è un cliente straniero, ma neanche col cliente straniero in realtà riesco a farlo, perché comunque cerco in qualche modo di parlare, esce fuori il sorriso, la chiacchiera, cioè comunque è un essere umano davanti a me. E penso che sia questo che faccia un po' la differenza al mondo d'oggi. Cioè non stiamo lavorando in fabbrica, sei sempre comunque a contatto col pubblico, e il mio mestiere vai a mettere le mani, tra virgolette, addosso a una persona, entri nella sua cerchia personale. A me è successo 3 settimane fa, avevo le trecce, dovevo andare via, ero in un negozio e questa signora si è avvicinata a me e mi ha toccato la testa. Io mi sono girata come per dire no, perché ti stai permettendo di fare questo? Quindi
forse per una delle prime volte mi sono resa conto quanto, non che l'importanza, ma Quanto una cosa magari così banale può essere impattante e forte. capito? Cioè io metto le mani, cioè una persona viene da me, io gli metto le mani in faccia, gli metto le mani sui capelli, gli creo il suo look, è una cosa veramente forte, cioè di fiducia comunque, no? Quindi chi non apprezza o chi non dà il giusto peso a queste cose qua, secondo me si taglia tanto le gambe. Io non mi sento mai arrivata. Io mi rendo conto che tanti lavori magari potrebbero anche venire meglio, però mi rendo conto che molto probabilmente tante volte la mia, forse proprio perché io sono così, la mia faccia parla e non riesco a cercare di tenermi per una situazione che starò vivendo un attimo dopo. E, e posso risultare sciocca, buffa ogni tanto, però vedo che questa è la cosa che, tipo, per me personalmente piace, cioè, vengono dalla Lu anche perché la Lu è così, capito? Quindi mi fa ridere sta cosa, cioè mi fa sorridere. Chi non ha delle caratteristiche come le mie, sicuramente avrà un'altra fetta di clientela, cioè avrà magari la clientela quella un po' più impostata, ok? Che vuole il servizio super professionale, che devi avere il tono di voce basso, che invece io ho la fetta di clientela, secondo me, che mi riguarda, riguarda la mia persona, si scherza, si ride, si fa una battuta, i 10 minuti di ritardo non c'è nessun problema, mi ritardi tu, una volta ritardo io, siamo tutti d'accordo, capito? Quindi secondo me a livello umano è fondamentale. Tanti però lavorano anche senza questa parte qua, ma hanno un'impostazione di lavoro e di persona e di clientela completamente diversa. Hai più clienti giovani o anche clienti di media età, di una certa età? Devo dire che ho una gran fetta di clientela giovane. Sai, magari il ragazzo che va a scuola, poi porta l'amico, amici di palestra che poi portano le altre persone che conosci, le compagnie, poi noi essendo adesso in un centro, eh, sai, ti conosci tra negozianti del centro, quindi magari c'è il cameriere nuovo e il titolare di quel ristorante, di quel bar magari viene già da noi, quindi magari il cameriere vede il caffè, allora dai, prova la Lu, quindi devo dire che ho tanta clientela giovane. Qualche cliente che ci ho mai provato con te? Allora, ho ricevuto dei fiori un anno da questo ragazzo, mi ha fatto ridere la cosa, e ci sono magari quelli che magari cercano di farti la battuta di fare il piacione, però insomma io non sono molto mestica, quindi trovano poi un muro, cioè sto allo scherzo, capito, però poi capiscono che non c'è pane per i denti, però non ce la faccio, poi divento rossa, vergogna pura, mi prendono in giro e quindi per fortuna poi si smorzerà. Nulla di troppo serio, per fortuna. O ho sempre fatto capire che magari non era il caso. Qualche aneddoto simpatico, divertente che ti è capitato in salone da te? Non so se ce ne sia uno in particolare. Ce ne sono tantissimi, cioè, ho la fortuna di lavorare in un posto di lavoro ehm, che mi fa esprimere, c'è una bellissima armonia, eh, quindi tutte le giornate sono belle, cioè ogni giorno si ride, si scherza, eh, anche proprio per la clientela che abbiamo. Quindi non c'è secondo me un aneddoto, cioè in questo momento, sono sincera, non me ne viene uno in particolare da dire cavolo mi è rimasto impresso. Ho tantissimi momenti dove si ride a crepapelle, dove magari c'è la figura del cavolo del cliente o magari dove la figura l'abbiamo fatta noi, quindi un sacco di, per fortuna, un sacco di aneddoti in realtà. Tutti gli ambienti in cui hai lavorato sono sempre stati ambienti così molto informali o hai lavorato anche in ambienti un po' più formali, impostati, più rigidi? Ho lavorato in ambienti anche più rigidi,
due in particolare, uno scelto da me perché volevo arrivare a un livello più alto di professionalità. Ho lavorato in un posto di lavoro che mi sentivo troppo, no, neanche chiusa, troppo del paese, capito? Troppo un po' lasciato là. E ho detto, ok, no, voglio fare quello scalino in più, quel gradino in più. E quindi sono andata a cercarmi questo posto di lavoro, che è stato quello che mi ha messo più a dura prova. Sono sincera. Poi, nel frattempo, ho trovato un altro posto di lavoro molto, molto, sempre anche quello molto amichevole. E dopo ne ho trovato uno che era molto, molto, molto elevato di qualità, di professionalità, quindi molto più impostato. Però mi è piaciuto. Non ti pesava il fatto di essere in un ambiente così rigido? Un po' sì, però per fortuna la chiave per me è stata che in questo negozio c'era poi l'angolo di barberia e quindi diciamo che quando io ero nel mio angolo di barberia, che era proprio quasi una stanza a sé, ero nella mia bolla e quindi tutta quella professionalità, quella serietà che si respirava comunque nel negozio, un po' si dissolveva quando il cliente era con me nell'angolo di barberia. Quindi era bello perché comunque dovevo essere professionale, come investire un camice bianco, però poi c'era comunque la chiacchiera personale, la battuta, quindi si riusciva poi a creare smorzare quella freddezza, diciamo, quindi alla fine in qualche modo riesco a tirar fuori sempre un po' la mia persona. Domanda così, pro o contro le divise? Allora, io ho il mio stile e quindi poter lavorare indossando quello che voglio e comunque tirando fuori la mia persona è bello, cioè ti senti sempre nel tuo. Però indossare una divisa eh, ci sta anche perché non capiscono completamente tutto di te. Capito? Quindi ti vedono tutte e tre, tutte e quattro uguali, tutte comunque con gli stessi vestiti, però gli manca quella cosa da dire chissà chi ho veramente davanti, capito? Cioè magari ti vedi fuori e poi dici no, ma veramente, tipo, sei così? Cioè questa è la tua persona? Quindi ho fatto entrambi, diciamo che la divisa è un po' anche una corazza, perché comunque sai che se vai a lavoro hai quello da metterti, lavi quello, indossi quello, sporchi quello e sei a posto. Invece io così ho poi un po' di crisi ogni tanto perché dico, caspita, vorrei mettermi questo, però questo vorrei usarlo per uscire. Allora troviamo qualcos'altro poi da indossare che ti rispecchi, però che puoi dire, ok, è un vestito da lavoro. Cose che ti piacciono e che non ti piacciono del tuo lavoro, se ci sono, se ce ne sono? Allora, cose che mi piacciono è che incontri veramente un sacco di persone diverse e che il mio lavoro, per quanto è tagliare capelli, fare delle barbe, per fortuna a questo mondo non siamo tutti uguali, quindi è sempre diverso. Ogni giorno, ogni ora, ogni mezz'ora è sempre un qualcosa di diverso. Quindi sì, faccio il mio, però io che sono una persona che ha sempre bisogno di stimoli nuovi, sono sempre stimolata perché ho sempre una persona diversa davanti agli occhi e tra le mani. E mi piace il fattore che comunque è una cosa comunque sempre un po' di fiducia. Cose che non mi piacciono, non è che non ci siano troppe cose che non mi piacciono. Magari il fattore di dover lavorare fra quattro muri. Ok, solo il fattore che sono dentro un negozio. Perché se potessi farlo tipo in piazza, passa gente, ti vedo, bello. È una cosa che si può fare. No, secondo me no. Non puoi svolgere l'attività di parrucchiere, acconciatore in Italia su un luogo pubblico. Se no, io avrei avuto altri progetti nella mia vita. Tipo? Avrei voluto fare tipo un track,
Quindi arrivare io con la mia furgonetta e all'insegna di tagliamo capelli e girare, cioè non rimanere sempre fissa su un punto. Sarebbe molto interessante, però in Italia non ti permettono di farlo. E all'estero si può fare? All'estero ci sono diversi track, sì, che lavorano in giro. Quindi, mai dire mai. Futuro magari. Altri progetti, ambizioni per il futuro ne hai? C'è qualcosa in cui vorresti migliorare, qualcosa che vorresti scoprire? Allora, questo è poi un progetto più proprio per la mia vita personale più che a livello lavorativo. Il mio sogno è quello di andare in Spagna. Quindi è sempre una piccola porticina che non chiudo. L'ho accantonata diverse volte, a volte si sente un po' più forte, quindi ritorna come lampadina accesa. Dico sempre che non si sa cosa riserva il futuro, quindi lo lascio lì. Sarebbe interessante, cioè mi ci vedrei in qualche zona della Spagna a rimettermi in gioco. Mi stimola come cosa. È una cosa anche che mi domandano spesso quando non mi conoscono se ho origini comunque spagnole. Sono nata in Spagna, è una terra che mi piace, la sento, la sento. Quindi non c'è una cosa effettiva, un motivo effettivo. Come lo vedi il mondo della barberia in generale al giorno d'oggi? Secondo te è un mercato saturo, chiuso, o secondo te ci si potrebbe inventare qualcosa, si potrebbero scoprire cose diverse rispetto allo standard che c'è di attuale? La barberia come settore, perché veramente, cioè, adesso è proprio diventato secondo me un mondo a sé rispetto all'acconciatore bar del parrucchiere, si differenzia tantissimo. Negli ultimi anni ha fatto una crescita veramente non indifferente. Ehm, cioè, ha preso proprio un posto nella società, secondo me, come cura dell'uomo, capito? Anche a livello ehm, commerciale, mettiamola così, ci sono proprio degli studi che hanno dimostrato che l'uomo arriverà a curarsi quasi molto più della donna. Cioè, veramente c'è un cambiamento enorme in questo. Quindi, secondo me, non è saturo, ha tanto potenziale, ha già fatto una grandissima crescita. Guardiamo in giro, ci basta che ci guardiamo attorno. Una volta c'erano miliardi di parrucchieri, adesso vedi barberie come funghi. Comunque ce ne sono diverse. Quindi secondo me sta andando tanto. Ha tanto potenziale di crescita ancora. Questa crescita è data anche da dei risvolti culturali, nel senso che la società cambia e quindi anche il mondo del lavoro si deve adeguare a questi Sì. cambiamenti. Secondo me questo è dovuto tanto da no uno che si è pensato di aprire la barberia e spingere sulla barberia, è il mercato che chiama, cioè è l'uomo che arrivando al 2025 ha più bisogno di essere coccolato anche lui, cioè non è più l'uomo di una volta che andava a lavorare per portare a casa la pagnotta e mantenere la famiglia. Cioè, comunque la società è cambiata tantissimo rispetto già semplicemente a 20 anni fa e la donna ha la sua gran fetta di indipendenza, dove comunque ci sono tantissime donne in carriera, e l'uomo si sta prendendo la sua parte, capito? Quindi proprio a livello umano o comunque di società, mettila come vuoi, c'è proprio questa richiesta dalla parte dell'uomo di cura, di bellezza, di volersi sentire coccolato. E infatti comunque poi si stanno aprendo un sacco di barberie. Barberie che non è l'uomo che va a farsi il taglio in un ambiente maschile, perché non vuole magari avere a che fare con la donna, ok? Non vuole incontrare la donna o avere la professionista donna al quale affidarsi. È proprio l'uomo che cerca la cura per lui, il suo momento di relax. Infatti, rispetto comunque già, secondo me, un 4 anni fa, ci sono molti più trattamenti maschili, anche semplicemente, anche linee maschili, dall'inizio alla fine, che può essere dalla detersione alla crema notte,
ok, per il viso, perché c'è un'esigenza di mercato. Quanto incide il fatto di essere donna nel lavoro che fai? Tantissimo. Incide tanto. Io ho clienti che prendono appuntamento e non pensano che io sia lì per svolgere il mio lavoro. Quindi quando si siedono io poi li sento. E quindi basta una parola e dico, è la prima volta che ti tagli i capelli una donna? Sì. Ah! Vediamo se sarò promossa. E poi bene o male tornano, quindi fa sempre un po' un impatto. È un po' come pensare se io vado dall'estetista e mi trovo l'estetista uomo. Mi farebbe un po' strano, capito? Però devo dire che in Italia sta prendendo piede. Vince di più il lato umano o la bravura di una persona in quello che effettivamente vai a fare? Non si può pensare di lavorare se non si è bravi. Comunque devi avere una base di conoscenze, di tecnica e di professionalità. Ok, il lato umano incide perché comunque magari un po' ti agevola, ok? Però io sono dell'idea che, ragazzi, una persona ti sta dando del denaro che potrebbe spendere in altre maniere per la sua cura, cioè devi avere una bravura dalla quale partire. Sicuramente negli anni o comunque in determinate situazioni magari il mio lato umano mi ha un po' riparato magari in qualche lavoro che non era perfetto, ok? Però io presumo che se ci sono delle persone che si fanno magari 8 km di strada, che comunque hanno provato altri professionisti del mio settore, perché io su questo posso ritenermi solamente ignorante, cioè i capelli me li sono sempre fatte tra colleghi, non sono abituata a scegliere un negozio al quale affidarmi per il mio look, quindi su questo io non posso mettere bocca perché è una cosa che non so. Però mi metto nei panni di un cliente e dico, caspita, quel cliente magari prova in un negozio, cambia perché non si trova, e prova un altro, mi sceglie, continua a venire da me da anni, vuol dire che qualcosa c'è. Cioè, ci deve essere a primo impatto la bravura o comunque le capacità lavorative. E secondo te sono capacità che hai anche un po' innate o sono tutte capacità che devi farti? Allora, secondo me innate non lo so, perché comunque nessuno nasce imparato, ok? E quindi magari può essere più portato, ok? Anche semplicemente vedi un taglio, lo vedi da fuori, riesci già a immagazzinarlo e ti viene da farlo. Quindi sì, può esserci magari qualcosa di innato, ok? Io ho iniziato a fare uomo senza fare nessun corso, quindi io ho solamente imparato guardando, quindi non so se questa sia una dote, ok? Ho una memoria molto visiva, quindi non so se questo mi sia stata per me la chiave di tutto. Però quando mi domandano ma come hai iniziato, dico sempre io non ho fatto nessun corso uomo. Anzi, l'ho fatto dopo tipo 3 anni che facevo questo lavoro per delle tecniche, delle piccole cose che volevo un attimo sistemare perché non avevo una base effettiva. La tua giornata tipo cosa prevede? Cioè, com'è fatta? Ci si alza al mattino e ci si va ad allenare, Ok. perché poi quando hai un'attività non sai mai cosa può succedere e che ora puoi finire. E intanto ti prendi la tua ora per te, così parti che arrivi in negozio già super carico. E poi niente, arrivi in negozio, apri e prepari tutto per il servizio, quindi asciugamani, tutto quello che ti può servire per la giornata, panni caldi per la barba, schiuma da barba e niente, e poi inizi a stare dietro all'agenda che ti sia creata quel giorno là, quindi appuntamenti, pause pranzo, se ci sono, se te le vuoi creare. Quante volte capita di non pranzare, di dover incastrare qualcuno, di saltare degli appuntamenti? Allora, questa è una cosa che sto iniziando a cambiare un pochino, perché io sarei una che inizia giù tutto e poi cerca di finire la giornata. Ma sono un essere umano, quindi bisogna avere anche un po' di tranquillità e non sono più una dipendente,
quindi da rispettare comunque delle richieste altrui, ho la mia libertà ed è giusto che io mi faccia una pausa pranzo degna di essere chiamata a pausa pranzo. Perché ho già fatto i miei anni a saltare pasti, i miei anni a mangiare in 10 minuti in uno stanzino, pur di inserire persone, inizi alle 9, finisci alle 7 di sera, puoi farlo, ti forma. Mi piace lavorare sotto stress perché veramente riesco a lavorare bene, però ci vuole anche un po' di calma. Quindi ultimamente sto apprezzando molto il mettermi le giornate e sistemarmele con anche la mia bella oretta, oretta e mezza di pausa pranzo. Cosa ti ha spinto a fare il salto? Nel senso a dire non dipendo più da qualcuno, ma voglio dipendere solo da me stessa. Una serie di dinamiche, a parte che quando prendi la decisione non sei mai sicuro al 100%, perché è sempre comunque un salto nel vuoto. E quindi come un po' il fattore da parrucchiere diventare barbiera per delle dinamiche, mi è successo anche questo. Lavoravo in questo posto di lavoro e mi sono ritrovata a quando facevano le riunioni, a magari vedere anche il mio comportamento o le responsabilità che avevo io rispetto ai miei colleghi. Io ero sempre d'accordo con i titolari. Mi ritrovo che ero molto più affine al titolare che ai miei colleghi. E grazie mille. E quindi anche là ho ricevuto una proposta. Io ero già comunque dentro di me da un annetto che iniziavo a guardarmi intorno per capire quale potesse essere la mia strada, se c'era un qualcosa di fattibile per creare la mia zona di comfort lavorativa. E quindi inizi, sai, lavori in un posto, passa un anno, passano due, inizi ad avere una clientela, ok, vedi, inizi a vedere che la tua clientela diventa sempre più grande, che comunque gente ti manda gente domanda di te e quindi inizi a dire ok, guardi le carte in tavola e dici iniziamo a fare dei conti, ok? E poi la mentalità, come ti dicevo, quando io ho iniziato a vedere che facevano delle riunioni dove pensavo di essere messa comunque anch'io in mezzo, perché comunque facevo parte del team, ma poi guardavo effettivamente i comportamenti, le cose che ci dicevano e io ero praticamente d'accordo col titolare, invece che essere tipo presa in causa come i miei colleghi, ho iniziato a dire, ok, ho iniziato ad avere forse molto anche una mentalità da titolare o comunque da una persona che può arrangiarsi nel suo. E poi da là ho ricevuto questa proposta, che era quello che io in realtà stavo cercando. Quindi è Un momento giusto. arrivato il momento giusto. Sei felice della tua scelta? Sì, molto, molto. Sì, perché sono... È bello perché sono Luana, non sono la dipendente di. Questa secondo me è anche un po' una questione caratteriale. Quindi mi appaga tantissimo. Anche se c'ha tutti poi i suoi lati oscuri, che si chiama stato. Però mi appaga molto. Bello. Cioè mi sento che sto vivendo la mia vita proprio. Che è secondo me la cosa più bella, indipendentemente da il guadagno, la facilità di vita, tutta una serie di cose, trovare la propria strada e dire sono felice di quello che faccio, sono me stessa, non cambierei quello che faccio, sono felice, per me hai vinto. Io per me alzarmi ogni giorno, andare in negozio e ti alzi ogni giorno e non è un peso andare in negozio. Perché, ahimè, ragazzi, tutti l'abbiamo provato nella nostra vita. Quel peso di alzarsi e timbrare un cartellino e dire, fino stasera alle 6 sono qua dentro. E sì, quando ero dipendente magari guardavo il minuto e se dovevo finire alle 6 avrei voluto finire alle 5 e se c'era il sole fuori, mamma che noia, vorrei essere da un'altra parte. Adesso mi ritrovo che prima delle 8 praticamente non chiudo mai alla sera e
e dici, e lo fai, cioè, capito? Non c'è nessun peso. Quindi, sai, poi tutte le risposte ti arrivano. Quando vivi una situazione, apri gli occhi, ti guardi indietro e dici, ok, com'è andata la giornata? E perché l'ho vissuta così? Vuol dire che poi una spiegazione c'è. Quindi per me è molto appagante. Se ci fosse una persona che vorrebbe intraprendere la carriera parrucchiera, barbiera, che cosa gli consiglieresti? Gli consiglierei che se lo fa per denaro ha sbagliato tutto, perché è un lavoro che devi fare veramente con passione, perché comunque hai a che fare con gente, con la sfera personale di una persona, quindi non è che vai a vendergli un vestito che può cambiare, tu gli stai facendo indossare un vestito che ti si deve tenere, capito? E tu sei responsabile. Stai tante ore in piedi, devi ascoltare, devi tante volte mandare giù rospi, devi accettare le critiche, devi accettare che davanti a una persona che magari non vorresti vedere perché a pelle non ti sta simpatica, quindi deve esserci passione. Se lo fai per passione, hai vinto. Se non lo fai per passione ma lo fai per soldi, ci sono tantissimi altri mestieri al mondo da poter intraprendere. Quindi secondo me è lavorare con la passione. Fondamentale. Per tutto quello comunque che è il mondo del parrucchiere, sì. I sabati se lavoro, quando hai tutti gli amici che vanno a farsi i pranzi, capito? Se tu sei a casa il lunedì che praticamente non trovi niente di aperto, nessuno a casa, stai 8, 9, 10 ore in piedi, mangi in 10 minuti in uno stanzino molte volte, in altri negozi no, però comunque devi ascoltare, magari tante cose non le devi dire, quindi, quindi poi anche a livello di stipendio, perché vuoi o no, la società ti porta anche il guadagno lo devi guardare. Ecco, se tu guardi lo stipendio nel settore del parrucchiere, ahimè, siamo nel 2025, ma continua a essere uno dei lavori più sottopagati. Quindi secondo me è passione, proprio come partenza per questo lavoro. Secondo te io dovrei tagliarmi i capelli? Eh sì, Filippo, Beh, allora se non hai altro da fare, andiamo. vai.